Codice genetico dei sardi perché sembrerebbe proteggerci dai contagi del Covid. Una ricerca in collaborazione tra l'Università di Cagliari, l'ATS e l'associazione ART-ODV sta studiando appunto i casi Covid nell'isola per capire se la bassa diffusione del virus sia legata alla genetica dei sardi. Ci dice tutto in questo servizio Cinzia Isola. Bassa mortalità e diffusione contenuta, sardi lontani dall'immunità ma forse protetti dal Covid grazie ad un particolare corredo genetico. Per capire se è davvero così, dalla collaborazione tra l'Università di Cagliari, ATS e Associazione Arte ODV è nato il progetto di ricerca Corimun. È uno studio che è stato pensato nel mese di aprile valutando il numero di casi di persone infette da SARS-CoV-2 in Sardegna e al numero di morti che tendenzialmente risulta tuttora più basso rispetto al resto d'Italia. Abbiamo pensato di valutare il patrimonio genetico delle persone affette da infezione da SARS-CoV-2 e un gruppo di persone non malate, per cui un gruppo di controllo. Quel che è certo ad oggi sono i dati: letalità al 2%, la metà rispetto alla media nazionale e un indice RT tra i più bassi d'Italia. Dallo studio pubblicato sulla prestigiosa rivista Frontiers in Immunology è emerso un dato molto interessante. Nella popolazione degli individui infettati è assente un particolare assetto genetico caratteristico della popolazione sarda. È scaturito che le persone con infezione da SARS-CoV-2 non presentavano un particolare assetto genetico di protezione, tra virgolette, che è presente invece nella popolazione sarda, un particolare haplotipo HLA esteso sardo. E questo fa pensare che le persone per cui con questo haplotipo siano meno suscettibili ad andare incontro all'infezione e in ogni caso le persone che si infettano teoricamente tendono ad avere malattie meno gravi. Tra le altre caratteristiche studiate è risultato avere un effetto protettivo il fatto di essere portatori di anemia mediterranea e aver effettuato la vaccinazione influenzale nella passata stagione. Sono dati importanti che sono stati messi su grazie alla collaborazione con il dottor Goffredo Angioni del reparto di malattie infettive del Santissima Trinità e della dottoressa Silvia Deida della pneumologia del Santissima Trinità. Chiaramente non ci fermiamo qui, proseguiremo e cercheremo altri dati che confortano questi risultati.